Lo aveva lasciato intendere. Oggi i tempi sono maturi e la Regione Veneto entra a pieno titolo nella vicenda Mose con un atto formale. La Costituzione di parte civile sul Mose. Noi avevamo garantito che avremmo fatto la Costituzione di parte civile. Una decisione annunciata solo ora, specifica il governatore del Veneto Luca Zaia, in quanto l'affaire Mose e 12 imputati andranno a processo il 22 ottobre. Un'azione voluta, spiega Zaia, per tutelare i veneti e la Regione. Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo anticipato. La Costituzione per noi significa danni all'immagine, danni diretti, staremo a vedere poi nel dibattimento e nelle eventuali condanne cosa ne verrà fuori. Due dunque i fronti sui quali la Regione intende agire per avere giustizia: da un lato i danni diretti nell'eventualità emergessero ammanchi e dall'altro i danni indiretti, ovvero all'immagine. Obiettivo un risarcimento economico che però dovrà attendere fino alla fine. C'è il dibattimento e poi ci sono le eventuali condanne. Noi dobbiamo arrivare alla fine, no? Perché se fossero tutti assolti noi i danni non possiamo proprio per nulla chiedere. Costituzione di parte civile non simbolica, ma al dibattimento, spiega Zaia, noi ci saremo e per la Regione ci sarà un penalista di fama e non un legale dell'avvocatura civica, ad assicurare così la massima imparzialità. Una vicenda, quella del Mose, scoppiata il 4 giugno del 2014, che ha visto coinvolti nomi noti della politica, dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan all'ex assessore alle infrastrutture Renato Chisso, coinvolti magistrati alle acque. Un processo, quello del Mose, che apre i battenti il 22 ottobre. Sul tavolo degli imputati saliranno coloro che non hanno richiesto o ottenuto riti alternativi. Tra questi spicca peraltro proprio il nome dell'ex sindaco del capoluogo lagunare Giorgio Orsoni, ma anche l'ex europarlamentare Elia Sartori, l'ex ministro dell'ambiente Altero Matteoli, ex magistrati alle acque ed ex magistrati della Corte dei Conti. Una vicenda che vede funzionari della Regione sul banco degli imputati, che a loro volta potrebbero chiamare lo stesso governatore Zaia a testimoniare. Un'eventualità lontana, ma alla quale il governatore non si sottrarrebbe. Io sono a disposizione, nel senso che penso che la giustizia deve avere la collaborazione di tutti, quindi io ci sono.